benvenuti in questo nuovo video. La giornata oggi a Grado all'Hotel Savoy inizia presto e con dell'attività fisica. Vado in palestra. Ai ai ai, oggi si suda. Qui siamo nella zona spa e palestra. Qui più avanti appunto c'è tutta la zona con gli attrezzi e la zona per potersi allenare. Oggi cosa facciamo? Oggi faremo, visto che è mattina presto, un po' di mobilità articolare e di attivazione muscolare. Andiamo a toccare tutti quanti i distretti corporei, partiremo dal capo e arriveremo fino alle caviglie, facendo alcuni esercizi appunto di mobilità e alcuni esercizi più tonificanti. Ok, vai. Partiamo dalla testa, iniziamo. Come ti senti? Bene. Abbiamo toccato un po' tutto. Sì. Bene. Ottimo. Adesso devo decidere se faccio un po' di bici o un po' di volantare. Beh, hai l'imbarazzo della scelta. Vedi? Grazie. Grazie a te. Bellissima, molto ampia e molto ben equipaggiata la palestra. Adesso torno su, vado a fare colazione e ritornerò qui giù nella zona spa e wellness più tardi. Sono diretto nella zona spa e wellness dove stamattina mi sono allenato per un massaggio. Attenzione signore e signori.
Questa è tutta la zona spa, centro benessere, con zona relax qui. Al piano superiore c'è la palestra dove sono stato stamattina e invece qua dentro c'è la zona con sauna e bagno turco. Tutta questa zona benessere, compresi i massaggi e tutti i servizi, sono fruibili anche dai non ospiti dell'albergo con un ingresso giornaliero. Massaggio decontratturante con Veronica, schiena e collo, molto brava, veramente. Io sono schizzinoso per queste cose, quindi vale doppio. Adesso torno in camera, credo tornerò giù per pranzo a bordo piscina e poi valutiamo se andare al mare o restare in piscina, anche perché c'è un ombrellone permotato con ogni camera. Direzione piscina per pranzo a bordo piscina, e ho anche approfittato per filmare 2 unboxing di materiale per ciclisti. Quindi se siete appassionati di ciclismo e di bici, andate a guardarvi i video che ho girato qua. Uscita secondaria sul retro dell'hotel, attraversiamo la strada, direzione mare, vicinissimo, perché come vi dicevo prima le stanze all'Hotel Savoy sono abbinate ad un ombrellone dedicato. Later. Se prima abbiamo attraversato la strada dall'ingresso sul retro dell'hotel per andare al mare, adesso attraversiamo la strada per l'ultima attività particolare di questa vacanza. Usciamo con quella. I conducenti non avete fermato il camion che ha trascinato l'uomo. Lasciamo il Savoy e facciamo un giro nella laguna gradese fra le isole con Mirko Taxi. Fra l'altro avevo già fatto un micro video di una gita in famiglia a Barbana, ve lo lascio nella i in alto a destra qua linkato. Sempre bella la laguna, eh?
continuiamo il giro in laguna al tramonto. Spero che vi siano piaciute anche le dronatine. Adesso rientriamo direzione Hotel Savoy per la cena e il ristorante. Mirko, grazie. Grazie a Ci voi, salutiamo ragazzi. così e alla prossima. Alla prossima. Buona serata. Buona serata. Ciao. Ciao. Noi andiamo a cena al ristorante del Savoy, l'ultima cena. Andiamo a cena nel ristorante dell'hotel, ma prima una brevissima passeggiata in centro. Vi lascio qualche scatto dei piatti della cena di stasera. Da qua sotto vi ricordo di iscrivervi al canale nel tasto qua sotto, lasciare un like se vi è piaciuto il video, condividetelo se volete farlo vedere a qualcun altro e commentate se volete chiedere qualcosa. Io o i ragazzi dell'Hotel Savoy sicuramente vi risponderemo. Vi lascio in descrizione anche tutti i riferimenti sia dell'hotel che di tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!